Buonasera a tutti. Benvenuti all'inizio della festa di inaugurazione di San Tarcisio 2025. Noi siamo veramente onorati e con piacere siamo qua anche quest'anno dopo 3 anni, quindi mi sembra che è il 4º anno consecutivo che noi partecipiamo a questa bella festa che vediamo crescere anno dopo anno, quindi è nata piccolina ma la vediamo sempre più grossa, insomma ogni anno cresce di qualcosa. Quest'anno per esempio mi sembra di un giorno in più, ecco. Quindi Suoni, Voci e Radici è il nostro progetto, è curato dall'associazione Ballutondo di Mare Calagonis e oggi ospita un'altra associazione in collaborazione che è l'associazione Simponia di Pirri, insomma, con sede a Pirri, sono degli amici che collaborano da anni con noi, insomma, sono anche i componenti della Orchestra Popolare Sarda che ora vedete in rappresentanza su questo palco. Siamo solo in 4 oggi, poi si aggiungerà un altro, ma vi spiego perché. A cura del maestro Luca Schirru da Silius, Matteo Muscas da Pula, Orlando ed Eliseo Mascia di Mare Calagonis. Noi adesso eseguiremo un po' di balli per scaldare un po' i motori, ho visto che fa anche freschetto, oggi va bene, è gradito questo freschetto dopo tanto caldo, e poi ad un certo punto ospiteremo questo bellissimo progetto con un ospite speciale che viene da fuori Sardegna e che collabora da anni, insomma, con l'associazione Simponia, ma abbiamo avuto modo di aver ospitato anche noi nel museo Muscas di Pula il loro progetto, si chiama Isole Cromatiche e poi vi spiegheranno loro perché. Si tratta del nostro sardo Doc Jonathan della Marianna che si esibirà insieme ad veramente un grande personaggio, un grande percussionista, ma anche cantautore, ma fa mille cose, ma è un grande amico più che altro, perché lui è venuto apposta per noi, per voi, dalla Sicilia, da Enna precisamente, perché aveva un sacco di impegni e abbiamo dovuto anche anticipare questo concerto perché lui poi deve ripartire domani. Si tratta di Davide Campisi, veramente poi lo sentiremo con le sue alchimie e i suoi ritmi.